Sportivi siciliani, ben ritrovati con la nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Ogni settimana, la domenica in diretta a partire dalle 19:30 con la replica alle 23 e lunedì mattina a partire dalle 8:30, i risultati, le classifiche, i commenti sul calcio dilettantistico siciliano. Siamo pronti adesso per presentare tra non molto tutti i risultati per quanto riguarda i campionati di interregionale, il campionato di interregionale in modo particolare che seguiamo, ovvero il girone I dove ci sono molte siciliane, poi i 2 gironi di eccellenza, i 4 gironi di promozione e buona parte anche dei gironi di prima categoria. L'immediato saluto naturalmente alla nostra prima penaltina, Federica Di Benedetto. Ciao Federica. Ettore, buonasera e ben ritrovati. Ben ritrovati, complimenti per la tua magliettina, camicia, come possiamo chiamarla? Oggi siamo un po' spiritose, sì. Benissimo, perfetto. Salutiamo anche in postazione per quanto riguarda i commenti tecnici del campionato interregionale, del campionato di eccellenza, il nostro Carmelo Puglisi. Ciao Carmelo. Ciao a te Ettore, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Tu hai una camicia invece normalissima, senza nessun disegno particolare. Sono meno spiritoso. Benissimo. E adesso subito un saluto ai nostri primi 2 ospiti in questa prima parte della nostra trasmissione, mister Filippo Millauro, allenatore del Real Santa Venerina. Ciao Filippo. Buonasera a tutti. Tutto a posto? Bene. Potrebbe andare un po' meglio perché insomma il tuo è stato un campionato sin qui un po' travagliato e adesso mancano 2 giornate e sarà durissima. Tra poco parleremo anche del tuo girone di prima categoria e per l'occasione ho avuto anche il piacere oggi di invitare mister Michele Cassisa, allenatore del centro federale della FIGC di Catania. Grazie, grandissimo Ettore. Conoscitore anche del calcio dilettantistico e ultimamente anche in maniera straordinaria del calcio giovanile del comitato provinciale catanese, ma in genere insomma hai modo di vedere molti ragazzini in tutta la Sicilia. Sì. Grazie per l'invito. Com'è quest'anno l'infornata dei giovani nel comitato catanese? Andiamo ad annate. E questa è un'annata come? Positiva? Sì, positiva. I 2001 che usciranno quest'anno e l'anno prossimo faranno i giovanissimi vanno bene. Sono molto veramente interessanti. Stiamo andando, i 99 stanno andando bene. Senti, la società del settore giovanile che più ha lavorato con risultati positivi in questa stagione? C'è la Junior Cireale sempre all'avanguardia nel catanese, ma poi batto sempre nel siracusano. Sì, per tradizione sappiamo benissimo che hanno delle società molto preparate. Impianti sportivi di loro proprietà ed è una cosa molto importante. Quando si ha a disposizione la struttura è più facile insegnare calcio ai bambini, Sicuramente. no? Benissimo. E adesso parliamo invece dei grandi e lo facciamo subito con i risultati, con la classifica del girone I del campionato interregionale e la parola naturalmente la diamo subito alla nostra Federica. Savoia Battipagliese 5-1. Due Torri Città di Messina 0-1. Pomigliano Comprensorio Montalto 2-0. Rende Licata 3-0. Agropoli Noto 2-2. Torrecuso Nuova Gioiese 0-0. Agregas Orlandina 5-0. Interreggio Vibonese 1-0. Ricordiamo che in questo turno ha riposato la Cavese perché, come tutti ben sanno, il Ragusa è stato escluso dopo la 4ª rinuncia. Adesso guardiamo la classifica, non è cambiato molto perché, come tutti possono già vedere dai risultati che la nostra Federica ha letto, sia l'Acragas che la squadra campana del Savoia hanno vinto. Guardiamo la classifica. Savoia 68 punti. Agregas 59. Agropoli 49. Torrecuso 48. Battipagliese 47. Cavese 45 punti. Nuova Gioiese 44. Pomigliano 38. Noto e Interreggio 37 punti. Comprensorio Montalto 35. Orlandina 34. Due Torri 30 punti. Città di Messina e Rende 28 punti. Vibonese 27. Chiude la classifica Licata a 13 punti. Ricordiamo che in questa classifica la Cavese, l'Interreggio, la Battipagliese hanno un punto di penalizzazione, il Licata ben 3 punti di penalizzazione e, come già ho detto prima, il Ragusa è stato escluso dopo la 4ª rinuncia. E adesso diamo subito lettura del tabellino per quanto riguarda il prossimo turno, domenica prossima, domenica 30 marzo 2014, questi gli incontri: Vibonese Agropoli, Città di Messina Acragas, Battipagliese Pomigliano, Noto Cavese,
Licata Due Torri, Orlandina Interreggio, Nuova Gioiese Rende, Comprensorio Montalto Torrecuso e riposa il Savoia perché il Ragusa è stato escluso. E allora Carmelo, 9 punti di distacco, rimane immutata insomma la distanza tra la squadra di Rigoli e la squadra campana, giochi fatti sicuramente ormai per il primo posto. Assolutamente sì, infatti per quel che concerne il calcio siciliano tutte le attenzioni sono ormai concentrate sulla parte bassa della classifica, infatti l'Orlandina nonostante la pesante sconfitta dell'Esseneto mantiene il margine di 4 punti sulla zona retrocessione perché il Due Torri è stato sconfitto in casa a Piraino dal Città di Messina in un derby peloritano estremamente atteso che avvantaggia la formazione di Panarello che guadagna un posto in classifica anche complice la sconfitta della Vibonese nel derby calabrese con l'Interreggio. Da sottolineare anche la bella vittoria del Rende a Licata, il Licata ormai aspetta solamente la matematica, ma paradossalmente per come si è messa la griglia dei play-out, sia il Due Torri che il Città di Messina, se dovessero prendere le due calabresi, comunque sia se la giocherebbero, quindi il rischio di limitare i danni per quello che è il patrimonio siciliano in Serie D c'è tutto. C'è tutto. Facciamo rivedere un attimo cortesemente la classifica in modo che così possiamo anche sentire il commento tecnico da parte dei nostri due ospiti. Allora Filippo, Savoia e Agregas hanno fatto praticamente il vuoto, d'altra parte non poteva essere altrimenti, anche se forse l'Agregas ha qualche cosa da recriminare, mentre per quanto riguarda la zona retrocessione ha detto bene Carmelo Puglisi, il Città di Messina insomma se la giocherà evidentemente anche come il Due Torri per cercare di salvarsela nei confronti delle squadre messinesi. Sì, onestamente oggi non mi aspettavo questo risultato anche dell'Orlandina 5-0, mi sembra un po' pesante da quando c'è... Forse la tranquillità di non fare più neanche i play-out potrebbe essere, anche se ancora volendo, insomma... Ma mancano ancora 6 partite. Mancano 6 partite. Per quanto riguarda il Città di Messina io sono sicuro che lotterà fino alla fine insieme a Due Torri. Mi dispiace per Licata, mi dispiace per Ragusa perché sono dei centri importanti dove il calcio è sempre stato... È vero, per tradizione. E dispiace tantissimo, ma questo evidentemente è quello che rispecchia un attimino l'andamento delle società siciliane. La crisi attanaglia tutte le società e sicuramente Michele può confermare questo fatto, no? Nel senso che se non ci sono soldi, soprattutto nel campionato di interregionale, si rischia poi insomma di non concluderlo praticamente il campionato, come è successo per il Ragusa, come il Licata in un certo senso, perché sta onorando, ma c'è stato un momento in cui insomma ha anche rinunciato ad alcune partite, quindi stava per mollare a tutti gli effetti il campionato. È un momento difficilissimo sia per le squadre di interregionali, eccellenza, ma anche nel settore giovanile. Non pensiamo che nel settore giovanile, perché magari non pagano i ragazzi, non ci sono trasferte lontane, ma è un vero problema. Certo, indubbiamente. Pronta a investire, è vero, è un dramma, nel calcio quando non c'è qualcuno che investe, poi insomma le amministrazioni ultimamente hanno dato forfait perché giustamente ci sono tanti altri problemi e quindi quando non arriva neanche un piccolo contributo si rischia poi di soffrire, come infatti hanno sofferto moltissime squadre siciliane. Carmelo, quindi tu vedi la possibilità che le due squadre siciliane, quando giocheranno eventualmente in questo momento i play-out contro le squadre calabresi, possono avere qualche chance di salvarsi? Ma per quello che si è visto nelle ultime settimane sì, quantomeno per il Città di Messina, perché il Città di Messina, al di là della vittoria di oggi, da quello che si legge nelle cronache, ha sempre giocato bene e ha raccolto forse in questo campionato meno di quanto avrebbe meritato. Il Due Torri tutto sommato si tiene a galla, forse sta a qualche punto in meno rispetto alle aspettative, ma sono convinto che comunque è un ambiente sano quello di Gliaca di Piraino, e nel momento in cui ci sarà da stringersi per i play-out, comunque sia la piazza, l'ambiente, la società, la squadra saprà rispondere. E al contempo, ad esempio, la Vibonese, che è una delle delusioni del campionato, potrebbe arrivare in un momento di estrema difficoltà e mollare un po'. Tutto bisogna vedere. Chiaramente insomma, ancora mancano 6 giornate. Ancora mancano 6 partite, però voglio dire, la situazione di Due Torri e dei Città di Messina non è difficile, non è una situazione impossibile, è una situazione in cui si può lottare fino alla fine. E adesso, dato che stiamo parlando di calcio dilettantistico, subito i risultati, la classifica e poi successivamente il commento sul campionato di eccellenza Girone A. Risultati.
Alcamo, Atletico Campofranco 3-0. Folgore Selinunte, Camarat 0-1. Rocca di Caprileone, Leonfortese 3-1. San Giovanni Gemini, Mazzara 1-0. San Sebastiano, Profavara 1-2. Serra di Falco, Raffadali 1-1. Parmonval, San Cataldese 3-1. Riviera Marmi, Sport Club Marsala 2-2. Sono successe parecchie cose in questa giornata nel girone A del campionato di eccellenza. La Leonfortese cade a Rocca di Caprileone, ne approfitta subito l'Alcamo che, vincendo in casa 3-0 con l'Atletico Campofranco, la raggiunge al primo posto. Sarà veramente intensissima questa parte finale nel girone A del campionato di eccellenza. Guardiamo la classifica insieme. Leonfortese e Alcamo 53 punti. Camarat e Parmonval 51. Marsala 47. Serra di Falco 46 punti, Riviera Marmi 45, Atletico Campofranco 40, San Giovanni Gemini 39 punti, San Cataldese 37, Rocca di Caprileone 36 punti, Profavara 34, Mazzara 33, Raffadali 27, Folgore Selinunte 14 punti, chiude San Sebastiano a 8 punti. Anche la prossima settimana ci saranno degli scontri importantissimi nel girone A del campionato di eccellenza. Guardiamo insieme il tabellino. Domenica prossima sarà la 14ª giornata di ritorno. Domenica 30 marzo 2014 si giocherà San Cataldese Alcamo, Riviera Marmi Atletico Campofranco, Mazzara Folgore Selinunte, Leonfortese Parmonval, Camarat Rocca di Caprileone, Raffadali San Sebastiano, Profavara San Giovanni Gemini ed infine Sport Club Marsala Serra di Falco. Carmelo, ho subito voglia di sentire il tuo parere su questo ingarbugliato girone A del campionato di eccellenza. Ma a me tremano i polsi a leggere il prossimo turno, perché infatti sono 3 partite chiave. Praticamente l'Alcamo va a San Cataldo e non inganni la sconfitta di oggi della San Cataldese, perché la San Cataldese è una delle squadre più in forma del campionato e ha disputato quest'ultima fase del torneo veramente viaggiando a 1000, recuperando punti e posizioni, quindi l'Alcamo a San Cataldo rischia. Nello scontro diretto tra Leonfortese e Parmonval può succedere di tutto, perché il Parmonval arriva lanciatissimo da questa vittoria sulla San Cataldese, che non è avversario facile. soli 2 punti. La Leonfortese arriva da una sconfitta che sorprende, ma non troppo, perché noi, se ti ricordi bene, Ettore, con la settimana scorsa con Santino Bellindia e gli altri ospiti della Tiger, con il discorso che comunque tra Tiger e Rocca ci sono stati sempre buoni rapporti, abbiamo parlato della situazione del Rocca. Il Rocca è una squadra che ha valori tecnici importanti. Nonostante questo si trova in zona play-out e si sta giocando di fatto l'ultimo posto disponibile con la San Cataldese, perché in questo campionato straordinario succede pure che il Raffadali, che era messo molto male nel girone d'andata, ha recuperato punti, sta riuscendo a scampare la legge dei 10 punti e costringerebbe, anche grazie al punto conquistato oggi a Serra di Falco, riuscirebbe addirittura a inserirsi nel treno play-out. Per completare il ragionamento, quindi tutta da seguire anche la sfida di Cammarata tra Camarat e Rocca di Caprileone. Il Camarat delle 4 di testa, secondo me, Ettore, è quella che sta peggio, perché oggi ha sofferto e non poco con la Folgore già retrocessa. Voglio sentire anche un po' il parere dei nostri ospiti. Leonfortese, che insomma da più parti era la candidata a vincerlo questo girone, poi l'Alcamo è venuto fuori. Chi vedete favorita? Filippo? Onestamente io vorrei perché giustamente allena la Leonfortese un catanese, esatto, voglio dire, Gaetano Mirto. Anche perché ci sono molti amici, vorrei che sia proprio la Leonfortese. Però l'Alcamo sarà... Però l'Alcamo ha grandi tradizioni, per cui sarà veramente, è difficile dirlo. È difficile. In questo girone mi dispiace vedere anche San Sebastiano ultimo in classifica dopo l'anno scorso, che ha fatto grandi... Purtroppo ritorniamo al vecchio discorso, mantenere una categoria così impegnativa dal punto di vista economico è sempre molto difficoltoso. E quindi... Non vorrei che tra i due litiganti al terzo coda qua, potrebbe anche essere. Michele, come vedi la zona alta della classifica? No, Leonfortese è molto avvantaggiata. impegnativa. La Leonfortese da tanti anni che vince quasi ogni anno un campionato, ci ho anche giocato contro e so i valori sia tecnici
ma anche i valori... Ha un bel settore giovanile Leon Fortese. Ma sicuramente, da 6-7 anni che stanno bene. lavorando bene sui giovani. Ma anche la San Sebastiano è stato anche una buona società, solamente che in un campionato del genere molto dispendioso per un centro piccolo, non so fino a che punto. Sarà veramente incertissimo a questo punto quello che succederà, non possiamo prevedere nulla. Per la Leon Fortese veramente, per Gaetano Mirto. Però per una questione di equità dobbiamo anche dire che l'Alcamo se la giocherà sicuramente sino alla fine. Come tradizione, come diceva il mister Millauro, come tradizione l'Alcamo è avvantaggiato. Benissimo, e adesso proseguiamo con il campionato di eccellenza, lo facciamo con gli altri risultati dell'altro girone, il girone B, 13ª giornata di ritorno. Questi risultati. Tiger, Catania San Pio X, 1-1. Città di Vittoria, Città di Rosolini, 5-0. Mister Bianco, Gimnica Scordia, 2-1. Sport Club Siracusa, Mazzarrà, 3-0. Taormina, Modica, 1-1. Football Club Cireale, Rometta, 0-0. Sporting Via Grande, San Gregorio, 1-0. In classifica si muove poco, in un certo senso la prima in classifica, la Tiger, che pareggia in casa con il Catania San Pio, con la Catania San Pio, che sta rischiando addirittura di non rientrare nei playoff promozione. Domenica prossima ci sarà uno scontro importantissimo contro la squadra messinese dell'Igea Virtus. Guardiamo la classifica insieme. Tiger, 63 punti. Sport Club Siracusa, 52. Taormina, 51. Mister Bianco, 50 punti. Catania San Pio X e Igea Virtus, 48 punti. Modica, 46. Città di Vittoria, 43. Football Club Cireale, 41 punti. Gimnica Scordia, 40. Via Grande, 34. Città di Rosolini, 29 punti. Rometta, 26. San Gregorio, 21. Chiude la classifica Mazzarrà a 9 punti. Classifica che vede il Mazzarà, il Modica e il Vittoria con un punto di penalizzazione e come tutti ben sanno anche in questo girone una squadra si è ritirata, la Ciriale 1946. E adesso lettura del tabellino del prossimo turno, sarà la 14ª giornata di ritorno, domenica prossima 30 marzo 2014. Si giocherà Gimnica Sportiva Città di Vittoria, Catania San Pio X Igea Virtus, Mazzarà Mister Bianco, Rometta Sport Club Siracusa, Modica Sporting Via Grande, Città di Rosolini Taormina, San Gregorio Tiger ed infine, come tutti ben sanno, l'FCA Ciriale riposa proprio perché la Ciriale 1946 ha rinunciato dopo la quarta partita non presentandosi in campo. Carmelo, a questo punto, insomma, per quanto riguarda la prima posizione, i giochi fatti ormai da parecchie settimane, ma la San Pio, ho detto bene, rischia tanto, a questo punto rischia dopo aver investito tantissimo di non andare neanche ai playoff promozione. È stata una settimana disastrosa per la formazione di Peppe Anastasi. Di fatto mercoledì scorso a Mascalucia si è infranto il sogno Coppa Italia, il Campobasso ha vinto 3-0 al Buonaiuto Somma e ha ipotecato il passaggio alla semifinale. A questo punto alla finale, perdono. A questo punto ai ragazzi di Anastasi non resta che il campionato, ma come dicevi tu i playoff sono a rischio e domenica prossima, anzi sabato prossimo, non ci sono alternative alla vittoria contro l'Igea Virtus per giocarsi il quinto posto. Ma questa secondo me, Ettore, è stata la domenica di due formazioni catanesi, più che della San Pio che vive un momento travagliato, il Mister Bianco e il Via Grande. A questo punto il Mister Bianco ci deve credere fortemente non tanto nei playoff che sono già cosa praticamente acquisita, ma secondo me la formazione di Gigi Chiavaro e del presidente Spantinato un buon piazzamento. Deve assolutamente puntare a qualcosa in più, perché oggi ripeto, per come si è messa la griglia nei playoff, ha la possibilità di scavalcare il Taormina al terzo posto e in un'eventuale corsa playoff secondo me non deve avere paura né del Siracusa né di un eventuale scontro con la San Pio X. Si ritrova un attacco fenomenale, il caso Tesseramenti gli ha restituito il capocannoniere del campionato Nicolosi, che con Genova forma una coppia straordinaria. Prima parlavamo, prima dell'inizio della trasmissione, con Mister Casisa ai migliori juniores del campionato. A questo punto secondo me la formazione di Gigi Chiavaro
Chiavaro ci deve credere, perché pensare 2 anni consecutivi la Serie D senza una formazione della provincia di Catania è impossibile, è molto e brutto. secondo me la società, il team, il gruppo, l'ambiente che ha in questo momento le credenziali maggiori è il mister Bianco. E io aggiungerei anche insomma il tasso tecnico Poi- della grande esperienza di Gigi È Chiavaro. assolutamente che il valore aggiunto. Ettore, una chiosa finale anche per la zona Sì. retrocessione. Nel derby tra Via Grande e San Gregorio, la vittoria dei biancazzurri di buttò il Via Grande, di fatto ipoteca la salvezza e manda in promozione il San Gregorio. Beh. L'unico play-out dovrebbe essere quello fra Rosolini e Rometta. Per il San Gregorio però, diciamolo pure Filippo, è già stato un miracolo partecipare e onorare questo girone B. Il campionato, per come erano partiti all'inizio, che non si dovevano nemmeno iscrivere al campionato, diciamo, questo è uno Mister di... Scrivano ha fatto un lavoro straordinario, perché ha tenuto comunque compattato Certo, un ambiente che sicuro, chiaramente è sofferente nella categoria. Sicuro. Quindi Questo un plauso. Sì, questo è un girone dove si potrebbe parlare per tantissimo tempo, per tutto quello che è Per successo. tutto quello che è successo, per la sappiamo classifica benissimo. stravolta dei tesseramenti. Attenzione però, non ci dimentichiamo che la federazione secondo me ha dato comunque lettura ai regolamenti. Sicuramente. Purtroppo ahimè ne ha subito ne ha su tutti la subito cereale. soprattutto FC. Ma anche qui, come vedi, non c'è un girone dove non c'è Sì. praticamente una squadra che si ritira dal campionato, vero, che sia è vero. cioè questo è Questo è il proprio- calcio di quest'anno. è un malessere che mi sa che Speriamo il prossimo anno di non rivederlo di nuovo con questa drammaticità. speriamo. Michele, Carmelo sottolineava che insomma il mister Bianco ha un bel gruppo juniores che fanno la differenza indubbiamente in queste categorie. Ma sicuramente, infatti la squadra si deve sempre formare sui juniores, perché tante società, ad esempio, che hanno i juniores che non sono in grado di affrontare un campionato del genere, li mettono sempre negli esterni. Invece il mister Bianco ha dei difensori centrali, dei centrocampisti centrali che giocano titolare in questa categoria. E quindi? Li ho avuti anche l'anno scorso io nella rappresentativa. Tu li hai visti tutti nascere, perché giustamente facendo il tecnico federale ne Tra conosci parentesi, sicuramente Ettore, a moltissimi. completare il ragionamento, il mister Bianco la settimana prossima di fatto riposerà, Sì, perché il gioca il Mazzarrà, è gioca col prossimo ormai Mazzarrà. a ritiro, non si è presentato oggi a Siracusa. Verosimilmente i cancelli dello stadio di Mazzarrà Sant'Andrea saranno chiusi. E quindi probabilmente questo avvantaggerà ancora di più la squadra del mister Bianco con questi potenziali 3 punti già acquisiti. Va benissimo, abbiamo quindi chiuso la parentesi dedicata al campionato di eccellenza. Salutiamo Carmelo, che rivedremo la prossima settimana, naturalmente con l'ulteriore curiosità che soprattutto il girone A sta regalando agli sportivi siciliani. Grazie a te Ettore, a tutti i calciofili, gli sportivi. Buona settimana, a domenica prossima. Torniamo a ricordare l'appuntamento del 19 maggio con la prima edizione di Penalty, ovvero il vero e proprio show dedicato ai migliori per quanto riguarda i campionati eccellenza, promozione e prima categoria. 19 maggio, Teatro Moderno di Mascalucia, il tutto in collaborazione con l'Associazione Italiana Allenatori e la FIGC di Catania. Salutiamo a questo punto naturalmente la seconda penaltina, Giulia Bonaccorsi. Ciao Giulia. Ciao Ettore, buonasera a tutti. Ben ritrovata. Se poc'anzi Grazie. abbiamo visto una bella camicetta da parte di Federica, oggi vediamo Tutto il tuo di bel rosso. vestito rosso. Non è Grazie. vestito invece rosso chi sta in postazione per quanto riguarda il campionato di promozione, ovvero Ciccio Lametta. Ciao Ciccio. Ciao Ettore, buonasera a tutti. Però hai una cravatta nero-azzurra, Sgargiante. no? E blu. No, nero-azzurro oggi Ah. no, oggi no. Non dobbiamo parlare No. di nero-azzurro, va bene, ok, è giusto, perché sennò poi qualcuno si mette a piangere, come mister Mazzarri. Bene, ogni tanto insomma, parliamo anche del calcio che conta in questa trasmissione che invece parla di altre cose. Subito i risultati del campionato di promozione Girone A, siamo giunti alla 13ª giornata di ritorno. Fulgatore Cus Palermo 1-1. Cefalù Città di Carini 2-0. Strasatti Dattilo 0-0. Delfini Vergine Maria Favignana 4-3. Montemaggiore Ligni Trapani 1-1. Paceco Monreale 3-0. Salemi Real Calcio 3-2. Riposa Castellammare. In classifica con questa vittoria il Paceco porta a 5 punti di distacco, si porta a 5 punti di distacco dal Cefalù. La matematica ancora non ha segnato il primo posto, però ormai praticamente tra 7 giorni probabilmente vedremo il Paceco raggiungere il campionato di eccellenza. Può già partire la schermata e sentire anche il commento tecnico da parte di Ciccio Lametta.
Sì, è quasi matematico ormai. quasi matematico, e vittoria che ha tanto il profumo del trionfo, quella di oggi del Paceco, che sicuramente è entrata nel pieno della forma nel momento decisivo, il momento che gli ha consentito di sorpassare e poi consolidare il suo primato. Dal momento in cui ha preso la vetta il Paceco, dietro di lei sono nate invece tanti episodi che hanno portato, ad esempio oggi, il Cefalù ad occupare la seconda poltrona, e quindi quella più importante in ottica finali playoff. L'ha fatto oggi con una bella vittoria casalinga sul Città di Carini, mentre è stato clamoroso il pareggio esterno del Dattilo contro l'ultima in classifica, un pareggio veramente per 0-0 che non ci aspettavamo. Dattilo che è stato anche raggiunto dal Salemi. E in coda la squadra del giorno è il Delfini Vergine Maria, che con un roboante 4-3 ai danni del Favignana si è portata oggi fuori dalla zona playoff e playout. Ad oggi infatti lo spareggio per non retrocedere sarebbe quello tra Cus Palermo e Fulgatore. Allora, sentiamo anche un po' i nostri ospiti, lasciamo ancora qualche istante la classifica. Paceco, quindi provincia di Trapani in testa, a seguire Cefalù, provincia di Palermo. È stata una battaglia considerevole. Voglio sentire prima Michele. Come vedi la prospettiva? Ormai il Paceco, diciamo, è quasi matematicamente. Manca un punto, quindi. Sì, infatti in eccellenza, salirà in eccellenza, e poi ma vedo anche il Trapani e il Monreale, se la giocano 1, 2, 3, 4. No, sempre in vista playoff. Playoff, sì. Anche se il Trapani rischia di... Io penso il Monreale magari, sì. Insomma, sarà una dura battaglia, Filippo, anche per quanto riguarda gli eventuali playoff. Diceva Ciccio, praticamente il Dattilo è da qualche settimana che non sbaglia un colpo. Che praticamente un attimino è la sorpresa negativa. Sì, ma mancano ormai 2 giornate, quindi ormai i giochi sono quasi fatti. I giochi sono fatti a questo punto, sicuramente sì, per quanto riguarda la classifica, ormai è molto chiara. È vero, è vero. Bene, e adesso parliamo subito dell'altro girone, del girone B, anche in questa occasione, 13ª giornata di ritorno. Questi i risultati. Sant'Agiolese, Castelbuono 1975, 1-1. Atletico Villafranca, Città di Milazzo, 0-3. Castelbuonese, Mamertina, 6-1. Ghibellina, Randazzo, 2-3. Ciappazzi, Riviera Messina Nord, 3-3. Fiume Freddese, Sinagra, 2-1. Torregrotta, Sporting Taormina, 0-1. Riposa, Pistunina. Ha vinto lo Sporting Taormina fuori casa, ma la Castelbuonese con 6 gol continua a mantenere di soli 2 punti il distacco dalla vetta. Commento di Ciccio, e nel frattempo possiamo vedere anche la schermata della classifica. Sì, Ettore, se nel girone A la vittoria perentoria del Paceco, come l'abbiamo definita, dava il profumo del trionfo, è chiaro che qui la situazione è ancora un po' più ingarbugliata, però la vittoria esterna del Taormina è stata clamorosamente importante. Vittoria di misura contro il Torregrotta, una partita che ci hanno detto molto dura e tirata fino alla fine, quindi il Torregrotta onore a questa squadra che ha venduto cara la pelle, onorando il campionato fino alla fine. E la Castelbuonese ha vinto benissimo invece 6-1, quindi ha sprecato anche meno energie sia fisiche che nervose, quindi sicuramente ci crede fino alla fine nella promozione diretta e comunque si prepara al meglio per gli eventuali spareggi playoff. Spareggi playoff che oggi vedrebbero questa semifinale tra Città di Milazzo e Sant'Angiolese, però oggi il Milazzo, vincendo, a differenza della Sant'Angiolese fermata in casa dal Castelbuono, ha acquisito ulteriori 2 punti di vantaggio, quindi a +7, probabilmente proverà fino alla fine a raggiungere il +10 e quindi non disputare questa partita. Ricordiamoci però che mancano solo 2 giorni. Solo 2 giornate. Sì. In coda invece non si disputerebbero ad oggi playout, avremo 3 retrocessioni dirette, e per quanto il Riviera Messina Nord ha mosso la classifica e magari proverà anche in queste ultime 2 ancora a raggiungere i playout proprio in extremis. Sporting e Taormina in testa. Filippo conosce bene la realtà del messinese, soprattutto nella zona di Taormina, Fiumefreddo, Santa Venerina, perché insomma quest'anno ha allenato la squadra del Santa Venerina. Sporting e Taormina che comunque si ritrova in vetta e cercherà di andare nel campionato di eccellenza, e viene il dubbio, questo lo rivolgo a tutti, no? Il prossimo anno 2 squadre di Taormina addirittura in eccellenza. Guarda, 2 squadre poi c'è un'altra squadra che sta facendo benissimo in prima categoria. Ce n'è un'altra in seconda categoria che farà sicuramente... Ma quante risorse, direi! Sicuramente farà i playoff sicuramente, sì, per certo. cui significa che a Taormina
non lo so, Stanno a giocare a calcio. Stanno a giocare, no, ma c'è tanta Forse gente c'è qualche da fuori. sponsor che insomma Esatto. sta Secondo me finanziando ormai tanti dopo la progetti. vittoria nello scontro diretto della settimana Sì. scorsa, a 2 settimane dalla fine, se Non penso che non- avrà problemi non a cre- vincerlo questo non girone. credo proprio, però. La Castelbonese però ha fatto un campionato straordinario, non possiamo... A Castelbuono ci sono anche altre due due squadre, il Castelbuono 1975 e la Castelbonese. Michele... Scusa, sì. contento per il Fiume Freddo che si rimane è sempre salvato, si è tranquillo. salvato. Il Città di Milazzo Sì, può infatti, essere sì. una delusione in questo Io girone? stavo proprio dicendo questo, per me è stata una delusione in questo girone, io lo portavo per favorito già a inizio stagione, anche se lì è a 4 punti. Ha iniziato male, poi pian pianino si è ripreso, ma quei punti non è riuscito più a Non è riuscito a recuperarli. recuperarli, sì, infatti, e il Taormina ha rosicchiato punti su punti e si merita la testa della Infatti, classifica. appuntamento giorno 19 maggio con la prima edizione del Penalty Award, dove avremo modo di premiare i migliori giocatori dei campionati di eccellenza e dei campionati di promozione, più anche quello riguardante la prima categoria. Parliamo adesso del campionato di promozione, lo facciamo subito con i risultati del girone C, 13ª giornata di ritorno. Real Biscari, Aquila San Michelese 3-0. Errore, parliamo del girone C, quindi Sporting Priolo, Atletico Petara 0-0, Palazzolo che perde in casa con il Comprensorio Normanno 2-1, prego. Agilia Nissoria Giarre 0-3. Real Aci Pachino 0-3. Atletico Catania Sicula Leonzio 1-2. Real Avola Sporting Battiati 3-1. Aci San Filippo Troina 4-2. È un girone particolarmente intenso perché, come tutti ben sanno, sono state 3 le squadre che più di tutte hanno in un certo senso regalato emozioni. In questo caso il Comprensorio Normanno oggi ha vinto a Palazzolo, ma ha vinto anche il Giarre e ha vinto soprattutto la Sicula Leonzio contro l'Atletico Catania. Guardiamo la classifica, insieme a Ciccio possiamo già orientativamente capire come andrà a finire adesso con le altre 2 giornate che rimangono. Sì, Ettore, allora non ce ne vogliono gli altri, ma questo girone C è sempre quello che ci appassiona un pochettino di più degli altri. Allora, il Comprensorio Normanno, come avevamo pronosticato, aveva la partita forse più difficile di tutti, tra tutte e tre, del finale di stagione intero, perché andava a casa del Palazzolo, motivatissimo, in corsa per i play-off. Palazzolo che era anche andato in vantaggio nel primo tempo, mi dicono anche con un grandissimo gol dalla distanza. Nella ripresa una doppietta di Bracciolano ha fatto risorgere la capolista che è andata a vincere, quindi se non sbaglio riposa domenica prossima, lo vediamo. Sì. E quindi il suo l'ha fatto, adesso spererà in un passo falso del Giarre domenica prossima. La Leonzio ha vinto a sua volta fuori casa contro l'Atletico Catania e il Giarre invece dopo la importantissima settimana anche di Coppa dove ha vinto ai rigori il match col Milazzo, quindi ha rimontato il risultato negativo dell'andata, quindi è una squadra che va avanti su 2 fronti, ha vinto 3-0 fuori casa con la Gira Nissoria, quindi diciamo un Giarre nettamente in ripresa, nettamente ristabilitosi da quel periodo di crisi che gli ha fatto perdere il primato. Invece una squadra che mi sorprende nelle ultime settimane è il Pachino, che se avesse avuto questo ruolino di marcia prima avrebbe potuto tentare di inserirsi. Ne avevamo parlato qualche settimana fa, Sì. se ti ricordi, come Sì. di una squadra che subiva pochissimo ma segnava poco. Ultimamente invece gli attaccanti si sono nettamente scatenati, anche oggi 3-0 fuori casa. In coda lascio la parola a te, la vittoria dell'Avola è importante perché praticamente si avvicina a -1 dal Troina. Quindi in questo momento la sfida play-out sarebbe Rarinantes e Troina, ma l'Avola a -1 ci spera. Certo. Adesso cortesemente dalla regia se possiamo mandare la schermata per quanto riguarda le ultime 2 giornate che le 3 squadre che in questo momento sono nella zona alta avranno nel loro ruolino di marcia. E su tutti probabilmente in questo momento il Comprensorio, con il fatto che giustamente deve riposare, rischia in un certo senso di favorire indubbiamente l'ascesa del Giarre e poi abbiamo anche la Sicula Leonzio che deve disputare 2 partite. Dovremmo avere una schermata, però nel frattempo io chiedo a Filippo come andrà a finire secondo te? Guarda, con il fatto che il Comprensorio deve riposare, Sì. chiaramente sicuramente il Giarre non si farà sfuggire questa occasione. Anche la Leonzio di Pierpaolo c'ha 2 partite da recuperare, per cui
però alla fine vedo favorito il Giarre. Vieni favorito il Giarre, mentre invece per Michele La stessa cosa. la stessa cosa. Sì, il Giarre non penso si fa scappare questa occasione. Benissimo. Anche perché è la seconda occasione. Anche perché è la seconda occasione, quindi non penso proprio che indubbiamente. Credo che forse la Sicula Leonzio ha qualcosa da recriminare, soprattutto nella prima parte del campionato. Sicuramente Sì, anche per via dell'organico che si ritrova. Infatti. E poi avere perso anche a tavolino lo scontro diretto con il Comprensione Normanno, no? Cioè, Esatto. gli mancano questi due punti. Questi due punti. Comprensione Normanno che comunque bisogna dire sta facendo un finale Assolutamente. di stagione Senza nulla clamoroso. togliere alla squadra di Paternò, ci Sono delle mancherebbe. squadre meritevoli, però Sì. diciamo che il Giarre solamente in quest'ultima parte ha avuto un po' di appannamento, però è stata sempre... E in un eventuale finale playoff tra Ecco. Comprensorio e Leonzio, chi vede? Come andrà a finire? Sentiamo prima Filippo. Qua onestamente È un terno all'otto. 50-50. 50-50. Michele? Ma io do qualcosa in più per la squadra di Pierpaolo. Addirittura. lui Per sì, Paolo certo. Alderisi parliamo chiaramente della Sicula Leonzio che insomma anche nel mercato di dicembre si è super rafforzata, no? Ha preso anche dei giocatori indubbiamente di categoria. Tutto questo naturalmente lo sapremo anche dalla prossima settimana come andrà a finire. E adesso chiudiamo il campionato di promozione, subito i risultati del girone D, anche in questa occasione 13ª giornata di ritorno. Real Biscari, Aquila San Michelese 3-0. Accademia Empedoclina, Atletico Gela 2-1. Aragona, Canicattì 0-0. USA Sport, Comiso 2-0. Jobbing Santa Croce, Ribera 1954 2-0. Sporting Club Racalmuto, Mussomeli 0-1. Riposa, Sciacca e Libertas 2010. E lo Scilli, come tutti ben sanno, è stato escluso dopo la quarta rinuncia. Ribera 1954 che la settimana scorsa ha festeggiato il passaggio di categoria e oggi insomma è andata probabilmente a prendersi il caffè a Santa Croce, regalando ai tifosi ragusani la possibilità insomma di vivere un pomeriggio di serenità. Dico bene? No, forse sonnifero, no? Il caffè. Guardiamo la classifica, abbiamo anche il commento di Ciccio. Sì, la grande festa di settimana scorsa probabilmente avrà influito anche nella settimana di allenamenti della capolista, ma la sconfitta è stata abbastanza netta e meritata per quello che abbiamo potuto raccogliere, quindi una bella performance da parte del Jobbing Santa Croce. E al momento con il Mussomeli saldamente secondo e già proiettato nella finale playoff. Ecco, matematicamente il Ribera ha vinto il campionato Sì, perché il Mussomeli domenica riposa. Sì. Quindi il Mussomeli anche oggi ha tenuto alta la concentrazione e è andato a vincere fuori casa, quindi è una squadra che si sta preparando al meglio per la finale. È chiaro che guardando la classifica non me ne vogliono le altre squadre, ma è una seconda, diciamo che la possiamo definire una vice capolista più che una seconda Sì, classificata, quindi è una squadra che effettivamente. sicuramente meriterebbe di fare il salto, ma il calcio non funziona così, per cui la vincente tra Libertas e Sciacca che stanno procedendo a braccetto si andrà a giocare questa finale playoff. Con In il coda Mussomeli. invece io forse abbiamo dato un'informazione sbagliata fino ad oggi, perché correggimi se sbaglio, con lo Scicli che già è già retrocesso. eliminato, quindi retrocedono, le altre due sono Aquila San Michelese e Real Biscari, suppongo. Certo, quindi non ci indubbiamente sì, saranno perché ci sono altri anche play-out, sì, infatti, quindi in le altre questo squadre le caso. possiamo considerare tutte salve. Ecco. Effettivamente con il fatto che c'è qualche girone con squadre dispari e più ci si mettono anche le squadre che rinunciano, si crea una gran confusione, molte cose vengono anche falsate. Filippo. Ci sono delle squadre che li incontrano, le squadre che si ritirano inizio campionato dove tutti vogliono Certo, vincere i campionati. certo. Poi gli altri praticamente magari man mano non sono più nella formazione ideale È e vero. si perdono punti, per cui sicuramente sono un po' falsati. Un po' falsati. Però Michele è anche vero che questo Ribera insomma veniva dall'interregionale, doveva riscriversi, non si sapeva se partecipava al campionato d'eccellenza, ha fatto questo campionato di promozione, lo ha stravinto però. Ma Sicuramente. l'ha fatto con l'80% dei giocatori che aveva. E quindi che aveva voglio l'anno dire, scorso. lo poteva perdere certo. solamente lei. Ma anche la seconda era il Mussomeli. Mussomeli. Per me è un'altra vincitrice di campionato perché hanno fatto un campionato hanno fatto un a sé. Io campionato su straordinario. Ribera mi sono permesso qualche settimana fa di dire che secondo me con questo organico si sarebbe salvato tranquillamente in eccellenza e sono stato fulminato, non mi ricordo da chi. No, ma Da è chi. la verità, Voi che ne perché- pensate? Sì, no. L'80% sembra che sia- sembra che sia- È l'organico che faceva parte del campionato interregionale, quindi Quindi questa giustamente. scelta è stata un po' strana. È vero, è vero.
Bene, e allora a questo punto abbiamo chiuso il campionato di promozione e Filippo Millauro rimane con noi perché tra poco parleremo del campionato di prima categoria e quindi parleremo del suo Real Santa Venerina che insomma sta soffrendo un po' in classifica. Mancano 2 giornate, però adesso tra poco ne parleremo, mentre invece volevo ringraziare e fare l'ultima battuta con Michele Cassisa e parlare di questo centro federale che quest'anno ha regalato ulteriori emozioni, ulteriori soddisfazioni al Comitato di Catania. Quest'anno insomma non potete dire che è andata male fin qui. No, andiamo benissimo, ogni anno ci sono sempre più iscritti. Ma naturalmente è l'unico centro federale che abbiamo in Italia e casualmente a Catania ci fa onore di far parte di questo Vogliamo staff. ricordare la struttura dove insomma sorge il tutto? Per ora è al Paratore. L'anno prossimo dovremmo avere una struttura tutta... Un po' più grande anche, no? Sicuramente tutta nostra. Quanti tecnici fanno parte di questo centro federale? 8. Onore naturalmente al presidente del comitato Carmelo Bergorizzi Siamo che ha 8 creduto in questo progetto. 8 tecnici più Maria Teresa Chiara che è il vicepresidente del comitato provinciale di Catania, il direttore tecnico Prezzavente e il direttore generale Carmelo Bergorizzi. Perfetto, però a te ti manca comunque la quotidianità del campo. Io ti conosco, hai allenato con straordinaria fortuna e bravura il San Giorgio, portandola dalla terza alla prima categoria in 3 anni, in promozione scusami, e quindi so che comunque lavorare nella quotidianità per un allenatore è fondamentale, no? Sì, sono 2 cose distinte e separate. Io la Infatti, solita domanda che ti faccio ogni anno che vieni qui a Penalty, no? parlavo poco fa con Filippo, sì, mi manca, però sono tranquillo con i bambini, il vero calcio è questo qui. È più puro, È non c'è più stress, puro, sano. il risultato sì. arriva o non arriva, cambia poco. Cambia pochissimo, sì. I prossimi impegni del centro federale? I prossimi impegni siamo ora, settimana di Pasqua, invitati in un torneo a Montecatini, Bene. Pisa, Firenze contro Juventus, Torino, Sidney, tutte le squadre di Serie A a livello pro giovanile con gli Certo, esordienti. Questo è il prossimo E impegno. porterai una squadra rappresentativa dei gironi? No, porterò una squadra del centro federale. Ah, proprio del centro Le federale, quindi esordienti doppia del centro soddisfazione. federale. Sì, allora. nostri catanesi. Vostri, quindi una vera e propria scuola calcio del centro federale. La mia squadretta che Perfetto. alleno ogni settimana. Benissimo, allora ti auguriamo un in bocca al lupo grandioso perché dovrà Ma onorare l'anno scorso abbiamo giocato Catania. contro il Milan, E quindi abbiamo insomma, perso 1-0. c'era Inzaghi, no? Perché Inzaghi era ovunque. Inzaghi, siamo andati a vedere Inzaghi con la primavera. Ah, bene. Forse è l'ultima partita che ha vinto il Milan. Sei cattivo. Io glielo faccio doppio perché Michele è stato anche un mio giocatore. Per cui... Io con Michele insomma ho un ricordo molto negativo perché ho perso 2 volte con lui in campo, però con grande sportività abbiamo sempre disputato delle partite sicuramente. meravigliose, se ricordi No, bene. ma infatti con Filippo sono stato prima giocatore suo e poi siamo stati avversari Era come il, tecnici. se era il mister del San Giorgio nella finale playoff di Sant'Agata di Militello Io ero 2009, 4-3 allora finito. anch'io ho un brutto ricordo. Ha un brutto ricordo, ha perso lui col Megara Augusta, quindi è E tutto tu eri col lì. Megara e io ero l'allenatore squalificato in panchina, in tribuna. Ai, non diamo un bel esempio. 97esimo il Non quarto diamo un gol. bel Non ne parliamo. esempio. Vabbè, lì hanno pianto da Augusta. Vabbè, questi ricordi molto personali lasciamoli da parte, insomma, porta anche sfiga. Grazie a Michele, Grazie a un voi. bocca al lupo, buon lavoro Crepi. e buon proseguo e speriamo di rivederti di nuovo qui in studio nelle ultime puntate perché noi poi al solito chiudiamo la nostra trasmissione con la FIGC di Catania, con il professore Carmelo Bergrizzi che ci viene sempre a trovare e poi tra l'altro ci sarà la grande occasione del Penalty Award dove sicuramente sarai presente con la tua scuola calcio. Va bene. Grazie a voi. a Michele Cassisa e salutiamo anche Ciccio Rametta, lo rivedremo la prossima settimana sperando che insomma Mazzari la prossima settimana abbia un sorriso un po' più... Magari lo ospiteremo così vediamo se Benissimo, lo perfetto. attaccherai anche dal vivo. Bene, ci dobbiamo fermare, a te la parola Giulia. Restate con noi, ci vediamo tra qualche minuto. Un appuntamento che non dovete assolutamente perdere, ingresso gratuito, lunedì 19 maggio, Teatro Moderno di Mascalocia per la prima edizione del Penalty Award. Si premieranno i migliori giocatori del campionato di eccellenza, promozione e di prima categoria. E avremo modo comunque di parlare di qui sino a giorno 19. E adesso salutiamo i nostri 2 nuovi ospiti che ci hanno raggiunto in questa ultima mezz'ora della nostra trasmissione. Abbiamo l'organizzatore
organizzatore del torneo Match Talent, Ciccio Caruso. Ciao Ciccio, buonasera, grazie. Intenditore di calcio dilettantistico tra l'altro, Sì, anche grazie. perché nel tuo torneo molti giovani dei campionati dilettantistici vengono hanno a voglia di trovarci. divertirsi. Sì, Infatti. sì. E poi abbiamo anche il titolare, uno dei responsabili del centro sportivo La Bola di Catania, anzi di Mister Bianco, per essere più esatti, ovvero Fabrizio Bruno. Ciao Fabrizio, Buonasera. ben trovato anche Buonasera. a te, complimenti per la struttura, ho avuto modo di vederla la scorsa settimana, credo che siete in questo momento all'avanguardia, il fatto che poi il Match Talent si disputerà là è un connubio vincente, dico bene Ciccio? Sicuramente sì, anche perché hanno una struttura all'avanguardia, una delle strutture dove mi possono aiutare tantissimo. Certo, chiaro, è logico. E salutiamo in postazione il nostro Alessio Patti, tra poco parliamo di prima categoria. Ciao Alessio, ben Ciao trovato. Ettore, buonasera a tutti i nostri Allora, telespettatori. subito i risultati senza schermata dei gironi che non trattiamo invece con la schermata. Parliamo del Girone B, girone C, girone D e girone H. Ecco, di dacci prima un categoria. sunto veloce così capiamo bene come sta andando l'andazzo in quei 4 gironi che abbiamo seguito un po' marginalmente quest'anno qui a Penalty. Sì, esatto. Allora, nel girone B è lotta a 3 fra Prizzi, Casteltermini e Siculiana. C'era il big match tra Casteltermini e Prizzi in casa del Casteltermini e vince il Prizzi per 1-0. Ne approfitta la Siculiana che va a -2 dalla coppia e quindi è vera e propria lotta a 3. Nelle prossime giornate comunque gli impegni per le 3 capoliste non sono semplici perché affrontano squadre di alta classifica per giunta nei loro campi che in prima categoria non sono mai semplici da affrontare. Dietro per quanto riguarda il discorso play-out 6 squadre in 3 punti, appunto per evitare i play-out. Il Bivona invece ultimo in classifica, ormai attardato, deve recuperare 4 punti nelle ultime 2 gare, quindi ha un piede nella fossa. Per quanto riguarda il girone C, vince la Stefanese 2-0 in trasferta sullo Sfarandina e rimane a +1 sul Mistretta, quindi queste 2 squadre si giocano il primato nelle prossime 2 gare. Per cercare appunto il salto di categoria. Saluta invece la prima categoria il Longi, retrocesso. Da qui anche in questo girone si registra una vera e propria bagarre per evitare i play-out. Nel girone D invece è festa per il Merì, che appunto sale in promozione grazie al pari tra le mura amiche contro il Promende. Per i play-out nulla di deciso, con 6 squadre in 4 punti, solo l'Aquila raggiunge la matematica certezza di disputare l'anno prossimo il campionato di prima categoria. E per quanto riguarda il girone H, il girone dominato dal Gela che è ormai in promozione già da 2 settimane, corona quindi un campionato dominato. Dietro troppo il distacco fra la quintultima e la penultima, quindi sono solo Junior Ramacca a 17 punti, Nuccio a 15 e Radusa a 14 a giocarsi l'ultimo posto per rimanere in prima categoria. Benissimo, quindi abbiamo avuto un quadro di 4 gironi per quanto riguarda il campionato di prima categoria. Adesso andremo con le schermate così abbiamo un chiaro obiettivo con gli altri di prima categoria. Parliamo del girone A, 11ª giornata di ritorno, guardiamo i risultati e poi abbiamo sempre il commento di Alessio Di Mauro. Città Isole delle Femmine, Bonagia Sant'Andrea 0-0. Bolognetta Campobello 2-1. Equipe Comprensorio Palermo, Città di Casteldaccia 4-2. Borgata Terrenove, Donorione 3-0. Iatina Pro Monreale, Ezio Roma 1-3. Bagheria Sparta Palermo 0-3. Riposa Partinica Audace. La Borgata Terrenove è matematicamente in promozione, parola non ad Alessio Di Mauro che salutiamo perché è stato un nostro collaboratore sino allo scorso anno, ma Alessio Patti. Alessio. Allora, perché se prima parlavamo del Merì e del Gela che festeggiano la promozione, possiamo far vedere anche nel frattempo la schermata della classifica, perché il Borgata Terrenove ha 6 punti di vantaggio sull'equipe Comprensorio Palermo in virtù degli scontri diretti, festeggia il salto di categoria grazie al 3-0 contro il Donorione. Al secondo posto appunto l'equipe sfrutta il turno di riposo del Partinica Audace per portarsi a +4 e quindi mettere in cassaforte questo secondo posto che permette ai
giocare gli scontri promozione in casa. Nella lotta per evitare i play-out, belle vittorie per Sparta Palermo ed Ezio Roma negli scontri diretti contro Bagheria e Iatina. Comunque i giochi, come si può ben vedere, sono ancora aperti, mentre il Bonagia Sant'Andrea ormai a 6 punti nelle ultime 2 gare, ancora la differenza reti non condanna matematicamente il fanalino di coda, però basta ormai un punto per il Donorione e il Monreale per condannare la squadra ormai ultima in classifica. Perfetto, una battuta con Filippo. Borgata Terrenove, comunque una squadra matura, perché ci sono parecchi nomi importanti del calcio siciliano, anche un po' avanti con l'età, no? Su tutti i barraco. Sì. È un girone che è molto distante da noi, per cui non è che uno lo segue marginalmente, però la presenza le di cronache ci portano questo. La presenza di Nino Baracco con il Terranove era risaputo e sicuramente tra l'altro Borgata Terranove è proprio un centro piccolissimo subito dopo Marsala, tra Marsala e Trapani, è proprio una borgata vera e propria, e ci sorprende insomma l'investimento che hanno fatto per portare questa squadra addirittura adesso in promozione. Beh, ma magari forse in questo momento, come puoi ben vedere, i centri grossi sono quelli che hanno quelli piccoli hanno più fame anche. Sì. Bene, adesso il girone E, così avremo modo anche di parlare in modo diretto del Real Santa Venerina. Sentiamo i risultati e poi il commento anche di Alessio. Robur Aci Bonaccorsi 4-0. Aci Sant'Antonio Calatabbiano 2-1. Lineri Mister Bianco Città di Aci Catena 4-3. Milo Messina Sud 2-0. Ionica Real Santa Venerina 2-0. Desport Gaggi Russo Sebastiano 2-0. Trecastagni Sporting Club Giardini 2-0. Anche in questo girone abbiamo la classica vittoria definitiva, nel senso che il Trecastagni con questa vittoria per 2-0 nei confronti dello Sport Club Giardini raggiunge matematicamente il campionato di promozione. Un complimenti grandissimo alla squadra catanese, perché insomma è stata sicuramente attrezzata per vincere alla grande questo girone. Sì, esatto. Sentiamo Alessio. Abbiamo parlato di un Trecastagni che si avvicina magari a un semiprofessionismo con allenamenti pomeridiani, il salto di categoria è meritato, ma comunque già programmato dall'inizio della stagione. Non è di certo un risultato inaspettato. Non è una sorpresa. Assolutamente, in virtù anche del fatto che il Calatabbiano cade ad Aci Sant'Antonio nello scontro diretto fra terza e seconda, che di fatto appunto riapre i giochi per il secondo posto, appunto utile a giocare i playoff in casa. Giornata strana perché tutte vittorie casalinghe, nessun pareggio, che di fatto chiudono i giochi per i play-out, e a questo punto, come potremo ora discutere col nostro ospite, il Santa Venerina e l'Ineri Mister Bianco hanno nelle proprie mani il destino di Messina Sud e Giardini. Se la prossima giornata l'Ineri e Real Santa Venerina otterranno i 3 punti, manderanno in seconda categoria Messina Sud e Giardini. È un buon auspicio, Filippo, sentiamo un po' la tua. Certo, poi bisogna ancora giocarsela la partita, no? Ascolta, purtroppo il destino nostro è dell'Ineri Mister Bianco, che ci incontreremo l'ultima giornata, è proprio nelle nostre mani, ma anche nelle mani degli altri, perché il gioco dei risultati a volte delle altre squadre, perché ci sono squadre che non hanno più niente da dire al campionato. Esatto. E quindi giocano con una mentalità molto più lenta. Io ho incontrato sabato lo Ionica, sì, che è una squadra per me fortissima, che era una delle squadre candidate a vincere il campionato. Ieri era una squadra che non doveva dire più niente e si sono impegnati alla morte. Però fa piacere, no? Voglio dire. Sì, però con l'augurio che anche nelle prossime partite sia, come poi diceva Alessio, sicuramente il Trecastagni non c'entra niente con questa categoria, esatto, per giocatori che ha. Ma voglio parlare della tua squadra. Che facciamo? La salviamo anche quest'anno? Perché tu insomma sei ormai abituato a soffrire, però poi alla fine porti a compimento il progetto. Sì, però sono un po' stanco di mi immagino. Onestamente, guarda, noi stiamo facendo grossissimi sacrifici, perché ci ritroviamo io da solo con
Col gruppo? No, con il presidente Giovanni Trovato e il suo figlio Marco. Poi non c'è più niente, ma niente. Chiaramente l'amministrazione è abbondantemente fuori da tutto. Anzi, la dobbiamo ringraziare perché ci dà il campo per allenarci, ma non abbiamo, a parte un ragazzino, gente locale, per cui sono tutti persone che vengono da Catania, per cui le difficoltà a raggiungerci per gli allenamenti, ci alleniamo sono poco e male, e allora i risultati d'altronde sono... Con chi giocate la settimana prossima? Con la ACI Sant'Antonio. Vabbè, dai, l'ACI Sant'Antonio indubbiamente deve fare punti importanti, perché sono punti pesanti in prospettiva ma la prima categoria playoff. vede sempre le squadre di bassa classifica Guarda, io non mi illudo completamente, perché noi l'andata siamo stati alla squadra e l'abbiamo battuti 1-0 in casa. E quindi voglio dire... No, ma la forza della ACI Sant'Antonio ci sta, non siamo... Ma tu non sei uno che molla così facilmente. Io non mollo, sicuramente quando sarò in campo io e i miei giocatori non è che porgeremo l'altra guardia, però siccome il calcio lo conosco da tanti anni non posso nascondermi del dito e pensare il nostro handicap di poterlo risolvere in una settimana. Ciccio Caruso, come vedi questo duello fra Calatabbiano e ACI Sant'Antonio per cercare di raggiungere indubbiamente il campionato di promozione? Sono state due squadre molto attrezzate, soprattutto il Calatabbiano un po' sorpreso, però poi guardando la lista giocatori capiamo bene che c'è insomma un bel gruppo di persone, voglio dire, che hanno fatto esperienza. Tu come vedi? Io credo che l'ACI Sant'Antonio ha qualcosina in più rispetto al... Quindi lo vedi più avvantaggiato? Molto di più, anche perché anche ha un bel campo dove poter giocare. Però sono sotto in questo momento, sono sotto di un punto, il Calatabbiano gioca... Il calcio è strano, è bello per questo. E questo è anche vero, Lo scontro diretto, oggi ha parlato, ha sorriso all'ACI Sant'Antonio, non è un dato da sottovalutare. È vero. Fabrizio, ACI Sant'Antonio che comunque, voglio dire, ha fatto un campionato un po' particolare, all'inizio un po' non con continuità, soltanto da un paio di settimane ha preso fiato e coraggio e adesso si trova indubbiamente a un punto dal Calatabbiano. Tu come vedi in questo caso il duello, chi vedi avvantaggiato? Sicuramente chi sta avanti, quindi la Sant'Antonio in questo caso. Però, come diceva il mister, è una partita che si potrà giocare, è una tripla, insomma. Una tripla, è un punto interrogativo, sì, anche e soprattutto perché ci giocano loro, quindi insomma, vogliamo essere ottimisti anche in questo. Sono forti. Sì. Guarda, io dico, all'andata noi abbiamo vinto l'ACI Sant'Antonio. E quindi voglio dire, dai. Però abbiamo vinto... Non me ne vogliono gli amici di ACI Sant'Antonio. Guarda, io sono... Anche che con Lucio Tosto c'è... Certo. Però noi Salvo giochiamo Pastorino, per la nostra sportivo. partita. Certo. Però onestamente i valori noi non ci... Però tra sette giorni sapremo come è andata a finire. Ce la giocheremo sicuramente. Bene, adesso parliamo dell'11ª giornata di ritorno del girone F, anche questo un girone abbastanza ingarbugliato, città di Catania, città di Valverde, città di Randazzo, anche se orientativamente credo che ormai la classifica finale sia quasi del tutto delineata. Guardiamo i risultati insieme. Città di Mascalucia, Belpasso 2-3. Gravina Calcio, città di Maletto 1-1. Città di Catania, città di Randazzo 1-1. Real Adrano, Cometa Biancavilla 0-3. Real Città di Paternò, città di Valverde 1-2. Tre Mestieri Etneo, NBI Mister Bianco 1-2. Ciclope Bronte, San Giovanni La Punta 4-1. Vittoria importante per quanto riguarda la squadra della città di Valverde, non ne approfitta per continuare a stare in scia il città di Catania, fermato da uno scontro importante contro il città di Randazzo. Alessio, come vedi questo girone? Ettore, hai ben detto precedentemente, i giochi sembrano delineati perché oggi era la giornata di Città di Catania e Città di Randazzo. Il Città di Catania non vince, incappa nel secondo pareggio consecutivo, il Valverde non fallisce il match point, va a +3 e in virtù della partita della gara da recuperare
Contro il Belpasso. Contro il Belpasso. In caso di vittoria sarebbero 6 punti di vantaggio e quindi 6 punti nelle ultime 2 giornate. Quasi matematicamente. È quasi matematica. È stata però una giornata dove il Città di Catania forse ha proprio mollato. Sì, ma già la scorsa settimana con lo stesso punteggio 1-1 ha fallito un'altra opportunità. Con questi 4 punti in più sarebbe stato un punto di vantaggio sul Valverde, il discorso cambiava. Sempre tenendo presente che il Città di Valverde deve recuperare una gara. Filippo, Città di Valverde che comunque, voglio dire, super attrezzati anche loro, nulla da dire, voglio dire. Anche Città di Catania ha fatto una grandissima campagna acquisti. Il Città di Randazzo che sino all'ultimo ha cercato di... Sono veramente 3 squadre attrezzatissime, anche perché la squadra del Città di Randazzo ha quasi l'organico che aveva l'anno scorso in promozione, c'è Pedrullo che c'è lui, ma il Città di Valverde e il Città di Catania hanno dei nomi, io ne conosco qualcuno per averli avuti anch'io e so delle loro qualità. Ma è un gruppo vincente tra l'altro, da un paio di anni. A questo punto comunque, come diceva Alessio, il Città di Valverde mi sa che... ormai è andata. Speriamo che il Città di Catania però i playoff li faccia. Ecco, perché questo fatto, Ciccio, voglio sentire anche il tuo parere, perché un paio di settimane fa abbiamo avuto il presidente Pinazzo del Città di Catania che qui ha detto: se vado a fare i playoff non mi presento perché io voglio vincerlo sul campo direttamente. Ha creato un po' di trambusto questa dichiarazione. Sono delle cose che magari si dicono per radio, infatti, al caldo. Forse, probabilmente. Poi io mi auguro che cambi idea, anche perché se la giocherà. Se li sono conquistati. È vero. Ciccio, tu che ne pensi? Ma io conosco bene l'ambiente di entrambe le società perché l'anno scorso varie vicende eravamo insieme. Sì? Il Valverde, grazie al direttore che c'hanno, ha fatto un'ottima soluzione, un ottimo campionato. Il Città di Catania, per quanto mi riguarda, gliela vedo molto familiare perché i direttori sono amici miei. Hanno avuto un po' di delusione. E quindi questo fatto un po' sì, allentato. Esattamente, secondo me hanno qualche malumore all'interno dello spogliatoio, un qualcosa del genere, perché elementi troppo importanti. Non si può pensare che nella parte finale si molla così facilmente. Ma guarda, il calcio è tutto uno spogliatoio. Lo spogliatoio è la parte fondamentale per partire su una stagione calcistica. È vero. Fabrizio, in questo girone, mettiamo che il Città di Valverde vince il girone, anche se ancora la matematica chiaramente lascia tutto aperto, se dovesse vincere questo girone andrebbero ai playoff, abbiamo detto, il Città di Catania e il Città di Randazzo. Chi vedi favorito? Io credo per i nomi il Città di Catania, perché appunto ha un se organico, se si dovesse presentare credo potrebbe avere la meglio. Va bene. Ok, e a questo punto chiudiamo con il girone G, dove è ancora tutto aperto per quanto riguarda la prima posizione. Il girone più equilibrato. È il girone più equilibrato. Vediamo un po' i risultati di questo girone G, 11ª giornata. Frigentini, Belvedere 0-2. Carlentini, Floridia 2-1. Città di Augusta, Marina di Ragusa 0-3. Atletico Scicli, Megara Augusta 1-1. Ellenica, New Pozzallo 0-3. Città di Canicattini, New Team Ragusa 1-0. Atletico Militello, Sporting Eubea 1-4. Vincono entrambe le due squadre che stanno lottando per vincere questo girone G del campionato di prima categoria. Vince il Belvedere fuori casa a Frigentini e vince soprattutto il Marina di Ragusa, facile comunque, contro un dimesso Città di Augusta. Il commento di Alessio: sì, è un gioco a due. Sì, esatto, vincono senza troppi patemi entrambe, appunto il Belvedere 2-0 con il Frigentini, il Marina di Ragusa 3-0 contro il fanalino di coda Città di Augusta. E una lotta a due che troverà la soluzione probabilmente nell'ultima giornata, a meno che di un clamoroso tonfo del Marina di Ragusa nella prossima gara. Vincono anche Eubea e New Pozzallo, lontane ormai da un discorso primo posto, ma comunque ormai in corsa per i playoff, mentre rallenta il Megara che a 9 punti dal Marina di Ragusa rischia di essere estromesso dai playoff dopo il bel campionato disputato. Nella parte bassa della classifica il Carlentini fa un gran bel passo in avanti battendo in casa per 2-1 il tranquillo Floridia, mentre tutte le altre perdono.
Bene, prima di parlare di un torneo di calcio a 7 che si disputerà presso il centro sportivo La Bola, tra poco sapremo un po' tutti i dettagli con Ciccio Caruso e con Fabrizio Bruno, diamo subito lettura della giornata di calcio a 5 che si è disputata, la 28ª giornata, abbiamo i risultati, poi il commento sempre come al solito dettagliato di Alessio. Città di Leonforte, Virtus Termini 5-1. Ennese, Futsal Peloro Messina 10-5. Futsal Catania, Arcobaleno Ispica 2-3. Arbor Sporting Club, Azzurri Futsal Palermo 5-5. Juventus Gaetano Scirea, Mabonat 3-0. MM Futsal Club, Mascalucia 2-2. Progela Nissa Futsal 4-4. Real Calcio Dilettantistica Regalbuto 1-2. In questa giornata soltanto l'Arcobaleno Ispica riesce a rosicchiare qualche punto alla squadra battistrada di questo girone C1 di calcio a 5. Arcobaleno Ispica che adesso è a quota 59, in testa abbiamo sempre la squadra palermitana degli Azzurri Futsal. Guardiamo la classifica con la schermata e la subito visualizziamo, eccola sì, qui, Ettore, e il commento di Alessio. Oggi è la giornata dei pareggi, delle prime 6 vince solo l'Ispica, 3-2 fuori casa contro il Futsal Catania, tra l'altro con il gol decisivo del proprio estremo difensore Invincibile, che comunque è un giocatore che ha grande familiarità col gol a dispetto della propria posizione in campo. Era la giornata anche dei 2 scontri diretti, Arbor Azzurri finita 5-5 e Progela Nissa finita 4-4. Alla luce di appunto di queste X nulla è deciso, anzi l'Ispica rientra in un discorso promozione. Vedremo nelle prossime gare dove tutte e 3 le squadre giocheranno in casa, Palermo contro il Leonforte, la Nissa contro l'Ennese e l'Ispica contro l'MM, che ha la gara appunto più difficile. Chi la spunterà potrebbe anche arrivare, perché no, una matematica certezza della promozione per gli Azzurri Palermo. Dietro è ormai quasi chiuso il discorso per i play-out, perché Regalbuto, Scirea e Leonforte raggiungono la matematica certezza della salvezza, mentre il Mascalucia deve solo pareggiare la prossima gara in casa. Basta un punto contro appunto la Juventus Gaetano Scirea per staccare matematicamente Futsal Peloro Messina ed Ennese. Un giudizio, come è stato il campionato del Mascalucia Calcio 5, che si chiama in modo particolare perché è la squadra catanese che più ci interessa? Se devo dare un voto, Ettore, do un 6. Una 6. Sufficienza. Poteva fare di più? Molto di più. Però problemi tecnici o problemi un po' organizzativi? Tanta sfortuna in campo, partite perse negli ultimi minuti, però una squadra con quell'organico forse deve anche gestire le gare in maniera diversa. Un plauso comunque all'intera dirigenza, anche all'allenatore e all'organico neopromossa, stesso, una neopromossa che fa 40 punti, ancora mancano 2 giornate. Non buttiamo tutto giù dalla torre. No, assolutamente, però si poteva fare qualcosa. Si poteva fare di più. Bene, allora, si può fare di più a Santa Venerina per la prossima stagione? Non lo sappiamo. Filippo? No, più di tanto non si può fare, quindi sperare di salvare la categoria e poi magari... Sì, per salvare la categoria, poi vediamo se ci sarà qualcuno che vuole continuare questo progetto Santa Venerina. Pensi di mollare? Sì, sicuramente io lo posso... Cambierai? Sì, cambierà. Cambierà. Allora abbiamo già qualche allenatore che si sposta dalla panchina per la prossima stagione. Progetto interessante quello che si presenta? Sì, però per adesso... Ci vogliono gli sponsor però. No, ma... Innanzitutto l'ufficialità prima. L'ufficialità ancora non è finito il campionato, non si può dare. Assolutamente. Ci vogliono anche delle persone che amano il calcio, che hanno voglia di mettersi in gioco. E in quella zona in questo momento non credo che ce ne siano molte, quindi si soffre. Attenzione, non si soffre soltanto nella zona di Santa Venerina, ma in genere in tutte le categorie, in tutte le province, in tutte le zone. Sicuramente io mi dove si pratica calcio. Perché è il 4º anno che sono a Santa Venerina. E infatti per questo mi sorprende il fatto che tu stai dichiarando che probabilmente questa sarà l'ultima stagione. Sì, per me sicuramente. Benissimo, allora comunque intanto un in bocca al lupo per la settimana prossima. Allora,
Allora, ho anticipato un paio di minuti fa l'iniziativa che sorgerà all'interno di una struttura interessantissima della provincia catanese a Mister Bianco, parliamo del centro sportivo La Bola. L'iniziativa riguarda un torneo che è giunto alla sua seconda edizione. Sì. È il torneo Match Talent. Intanto perché questo nome? Nel senso che speri di trovare qualche talento che poi insomma viene visionato anche in qualche categoria importante dilettantistica? Allora, il nome già Match Talent, vi spiego un po' com'è nata questa situazione. È tramite mio fratello e alcuni collaboratori che un giorno abbiamo deciso di creare questa situazione. Abbiamo creato una piccola realtà dove viviamo il calcio in maniera diversa dai professionisti. Noi usciamo soldi per divertirci. E quindi questa è una cosa interessante. Sì, molto interessante. Rara soprattutto. Infatti abbiamo creato, grazie a dei straordinari collaboratori, certo, perché tutto da me non può nascere. Abbiamo creato una piccola realtà che dovrebbe far ridere un po' Catania e soprattutto la nostra mediocrità calcistica, anche se tra virgolette sono arrivati alcuni giocatori importanti durante la stagione. Valuta che adesso in prospettiva del torneo estivo, come tutti ben sanno, molti giocatori chiaramente non giocando nei campionati di appartenenza si buttano a capofitto nei tornei estivi. Infatti stiamo provvedendo un po' al tutto, perché io attualmente sono in una struttura ottima, però purtroppo per motivi di spazio, perché talmente abbiamo richieste di iscrizioni. Parli del secondo torneo? Del secondo torneo ci sta portando a cambiare struttura. Nel senso cambiare un'altra ulteriore struttura oltre a quella della Bola? Esattamente, o perlomeno, no, assolutamente, sto portando il totale progetto al centro La Bola perché è un centro straordinario. È vero. Mi permette soprattutto di poter fare il mio lavoro per come piace fare a me. Quindi abbiamo una massima raffinatezza sui minimi particolari. Campi di ultima generazione, che insomma ai giocatori dilettantistici di una certa qualità fa piacere. Esattamente, no? Infatti io mi trovavo in alcuna situazione molto particolare dove vedevo giocare il professionista. Sì. E aveva le piccole lacune in campo. Ovviamente. E qui ho dovuto fare la mia scelta e andarmene. Tra poco ci darai tutti i riferimenti per potersi Con molto in piacere. un certo senso informare riguardo a questa inaugurazione prossima del secondo torneo Match Talent. Volevo parlare con Fabrizio, struttura abbiamo detto innovativa, ultima generazione. Quando parliamo di ultima generazione parliamo, se non sbaglio, della settima o della sesta generazione, quindi qualità che poi diventa fondamentale per la qualità stessa del torneo che in questo caso sta organizzando Ciccio Caruso con voi, ma per voi che avete anche larghe vedute in prospettiva anche di una scuola calcio. Sicuramente appunto abbiamo questi due campi, una 5 e una 7, con Manterboso di ultimissima generazione che garantisce una certa qualità sia in prospettiva di questi tornei sia in prospettiva di una scuola calcio che avvierà la propria stagione settembre 2014. Certo. Appunto con Ciccio abbiamo avviato questo progetto del Match Talent estivo che partirà a quanto pare a metà aprile. Sì. Metà aprile. Oltre questo, appunto come dicevo, nella prossima stagione avremo, oltre che una scuola calcio, avremo anche una squadra di calcio a 5 di C2 che si allenerà da noi e farà le proprie partite casalinghe sempre presso la nostra struttura. Ecco, sottolineiamo anche una cosa importante che spesso e volentieri viene un po' trascurata in alcuni centri sportivi, tutto il discorso riguardante i servizi, che sono di essenziale importanza. Intanto la pulizia, e su questo penso che insomma tutti mi potete confermare se avete visto la struttura, è di primaria importanza. E voi insomma siete straordinari sotto questo punto di vista, ma il servizio ha anche un buon posteggio, di un impianto di illuminazione, io l'ho visto acceso, veramente straordinario, mai visto un impianto di illuminazione così come quello della Bola, complimenti. Appunto abbiamo un ampio parcheggio interno
che ti dà quella garanzia. Insomma, sottolineiamo che non sto facendo nessuna televendita, no. però voglio sottolineare, diciamo, l'aspetto tecnico di questa struttura che per Catania, voglio dire, è sempre una cosa positiva, no? Certo, appunto abbiamo un'illuminazione sia nel campo a 5 che nel campo a 7 che, come dicevi tu, è un'ottima illuminazione. È un'ottima illuminazione. Allora, il torneo Talent Match Talent. Nome difficile? Sì, no, vabbè, è tutta questione di memoria. Io insomma con la memoria sono avanti con l'età, quindi voglio dire. Torneo che partirà, come ha detto giustamente anche Fabrizio, intorno alla metà di aprile. Ufficialmente riferimenti per mettersi in contatto con voi e chiedere contatto informazioni? Telefonare, ovviamente. Allora ti spiego subito che prima di tutto non abbiamo più possibilità di inserire. Ecco, questa è una cosa incredibile. Io domani ho la finale. sì, io domani ho la finalissima. Dove mi aspetto tantissima gente e poi subito partire il grande progetto alla Bola, dove già abbiamo un pacchetto. Qualsiasi informazione diamolo un riferimento, allora, anche se già da quello che sto capendo siete già sold out. In questo momento siamo propriamente chiusi. Il progetto è di far camminare una situazione molto particolare insieme alla Bola. Il contatto telefonico unico è quello mio, lo ricordiamo. 349 50 21 366. E sono l'unica persona che si occupa del torneo Match Talent. Quindi riferimento unico? Riferimento unico, sì. Benissimo. Avete anche una pagina su Facebook? Abbiamo un sito internet www.match-talent.com e la nostra pagina ufficiale Match Talent su Facebook, dove sono sempre aggiornati con video, pagelle. Bene. E questo è quello che piace a noi giocatori. È vero. Allora noi ti auguriamo buon lavoro, perché da quello che mi stai dicendo, insomma, sarà un torneo intensissimo e strapieno di squadre. Mi stai dicendo addirittura che sono quasi già chiuse le iscrizioni. Oggi siamo intorno a 42 quindi, squadre. Insomma, sarà veramente un mega torneo. Purtroppo non abbiamo altri campi dove poter fare questa situazione. Non potete lasciare la Bola, voglio dire. Ma assolutamente no. Benissimo, allora un in bocca al lupo a Ciccio Caruso e il suo torneo Match Talent. Un saluto anche a Fabrizio Bruno, uno dei responsabili del centro sportivo La Bola. Ancora complimenti, ma ricordiamo di nuovo l'indirizzo, Mister Bianco. Via dell'Atleta numero 4, zona Poggiolupo, Mister Bianco. Perfetto, raggiungibilissimo. Il sogno di vedere i campi di calcio con quell'erba sintetica è un sogno, penso, forse impossibile. Voi a Santa Verenina come stavate messi quest'anno? Inizialmente eravamo proprio disastrati, poi con la buona volontà dell'amministrazione è stata qualcosina, però... Ma il futuro è l'erba sintetica, è il sintetico, non c'è nulla da fare, soprattutto in questi campi dove le amministrazioni in questo momento hanno altri pensieri. Di nuovo un saluto al nostro Filippo Villauro, grazie per essere stato presente qui a Penalty. Salutiamo Alessio Patti e non Alessio Di Mauro, con lui naturalmente il punto della situazione del campionato di prima categoria del calcio a 5 anche la prossima settimana. Esatto Ettore, un saluto a te e una buona settimana a tutti i nostri telespettatori. E salutiamo anche Giulia Bonaccorsi, che è stata la seconda penaltina presente oggi nella nostra trasmissione. Con lei chiaramente ci rivedremo la prossima settimana. Grazie Ettore, saluto te e tutti i telespettatori che ci seguono sempre, grazie. E so che tra l'altro stanno preparando delle cose particolari per il Penalty Award insieme all'altra penaltina, Federica Di Benedetto. Non diamo troppo anteprime. Per adesso vi possiamo soltanto dire che Penalty termina qui, ci rivedremo la prossima settimana come al solito in diretta a partire dalle 19:30 sul canale 215 del digitale terrestre di Sesta Rete. Siamo in replica anche domenica sera a partire dalle 23 e il lunedì mattina, seguita moltissimo questa replica del lunedì mattina alle 8:30. Arrivederci a tutti, appuntamento alla prossima settimana.